una mera, a questo punto che Newton ha scoperto questa gravitazione universale che fosse un Cambridge, via questa mera che fu che mi era cigarana, ma noi c'è una forza, no? Quindi spicca da sta mera, da sta matta, e questo c'è ruide, si rende questa forza di gravità. L'anno dopo Einstein ci ha pensato, poi non è che vestire la mera esperimento che non torrante, però ovviamente cosa, certo sconcetto che non torrante, no, ma benissimo, mi pare che invece si da descrivere in questo modo, non so, gravitazionale, c'è un modo diverso, per intelligenti, che lo bio spiega attraverso cosa pure, e invece da naiga sa terra, ne vai da ruolo in una forza samera, sa terra invece di così che vai esti incruvare sul spazio e sul tempo sicuro, che questa accanto a questa terra, e sa mera invece di intendere questa forza, andrà seguendo una linea ipotetica geometrica che è disegnata una geodetica. E poi ha scritto le equazioni bella mera, che è una delle equazioni più belle mai scritte della fisica, che si chiama le equazioni di Einstein, in cui appunto scrivi a parte delle equazioni che descrivono questa geometria, come questo spazio-tempo si va da curvatura, e dall'altra parte invece la presenza della terra, della materia che la va ad incurvare.